e la laguna di Venezia. Ci troviamo davanti al giacimento di paesaggio, di naturalità, di storia, di arte e di cultura più importante del mondo. Venezia è una realtà straordinaria che ci pone in continuità con una civiltà del passato. Per la civiltà veneziana l'acqua è l'elemento unificante. L'acqua della laguna univa le isole, non le separava come avviene invece in tutte le civiltà di terra. E se si prescinde da questa consapevolezza manca la chiave di lettura prima per capire Venezia. Organizzare un corso a Venezia e nella laguna di Venezia per il sottoscritto che è nato a Venezia e mostrare le bellezze, le peculiarità, le unicità di una città come questa è una cosa grande. L'idea di fare un corso sulla laguna è nata per lo stretto legame, la stretta relazione che abbiamo realizzato esista tra le Dolomiti, quindi l'ambiente elettivo del CAI, e la laguna di Venezia. Sappiamo che le Dolomiti si sono formate in aree geologiche lontane in ambienti lagunari subtropicali, caldi, e che i loro sedimenti giungono poi all'Alto Adriatico attraverso i fiumi, andando ad alimentare la formazione dei lidi che attualmente delimitano le lagune, in particolare la laguna di Venezia. Questa relazione ideale, anche se diluita in tempi geologici particolarmente elevati, ci ha indotti a proporre come corso di aggiornamento per gli insegnanti iscritti al CAI la conoscenza della laguna di Venezia. L'obiettivo di oggi è quello di vedere da un lato la laguna veneta, dall'altro seguire il percorso storico dei Murazzi e al lido prendiamo le biciclette. Questa Marco c'è il diretto. 10, 11 stop. Un corso abbastanza impegnativo perché è di fatto un full time che prevede un'organizzazione continua in Venezia di un gruppo di 60 iscritti. Allora adesso saliremo la prima parte a piedi, sì, e poi monteremo in bicicletta e faremo 4-5 km sui Murazzi. I Murazzi sono un'invenzione dei veneziani. Nella seconda metà del Settecento, ingegneri idraulici del tempo hanno elaborato il progetto di strutture fisse in cemento armato che a tutt'oggi garantiscono l'indennità della laguna rispetto ai danni che il mare può compiere, che sono praticamente l'ingressione diretta in laguna. La laguna di Venezia non è espressione di naturalità assoluta, è un ambiente profondamente umanizzato. Cioè a dire, se Venezia non fosse intervenuta per controllare le dinamiche che, si manifestavano liberamente in ambiente, la laguna attualmente sarebbe scomparsa. Nella laguna più che altrove, scindere i dinamismi naturali dall'attività umana è praticamente impossibile. Queste esperienze ci riconducono a un modo generale di capire l'ambiente, con delle specificità esclusive di Venezia e della sua laguna. Una camminata attorno a Torcello sugli Argini, si passa alle barene, si passa agli orti lagunari, si passa ai ghebi, ai canali, si parla a questa fusione assolutamente intima di elementi di terra e di elementi di acqua. Venendo qui noi abbiamo qualcosa in più che un bel panorama, abbiamo la chiave percettiva per capire la prima Venezia, per capire l'origine di Venezia, dove Venezia è nata e dove si è sviluppata.
La laguna di Venezia è un ambiente ad elevata complessità. I processi ecologici, biologici, possono essere riconosciuti anche in altri ambienti, non strettamente lagunari, e quindi i docenti possono trasferire competenze anche nei propri territori di provenienza. Stare in piedi tutto il giorno, ascoltare, camminare, muoverci, insomma, alla fine risulta faticoso, ma credo che sarà emozionante e la stanchezza sarà ricompensata da tutte le cose bellissime che questi insegnanti acquisiranno, interiorizzeranno e ricorderanno come spunti di riflessione per una metodologia che sia sempre operativa, protesa all'ambiente, ispirata al principio che la didattica diretta e concreta lascia negli alunni propri della propria classe un'eredità forse indimenticabile. Come è nato Homo sapiens rispetto alla probabile specie precedente che era Homo heidelbergensis. Con le oscillazioni climatiche molto spesso i bassi fondali emergevano e si popolavano di piante erbacee, diventavano praterie. C'è un patrimonio che adesso vedrete che da solo meriterebbe un riconoscimento. Le pettegole, per esempio, sono degli uccelli particolari dal piumaggio mimetico, sono limicoli, e la laguna di Venezia è una delle aree più importanti per la nidificazione della pettegola. Eccolo! Dai, è eroico! Poi filosoficamente aspettiamo il sole. Quando uscirà il sole ci muoveremo. Corso in Laguna è molto interessante, un ambiente che io non conosco, io provengo dalla pianura e comunque persone titolate, competenti, ricche di conoscenza come sono quelli che ci hanno seguito ti possono fare vedere degli aspetti, degli elementi che da solo non avrei mai potuto notare. La cosa che mi ha particolarmente colpito è l'amore, la passione che gli operatori ci hanno trasmesso, quindi cercherò ancora di più di sensibilizzare i miei studenti al rispetto. Ognuno di noi può fare qualcosa.